Che cosa fa il procuratore generale? Convoca Grasso. E in quella riunione si parla di avocare l'inchiesta di Palermo, cioè toglierla alla procura di Palermo, che non piace a Mancino, e quindi a Napolitano, e quindi al procuratore generale della Cassazione, per partenogenesi, no? Si estendono queste idiosincrasie, oppure di coordinare. Cosa vuol dire coordinare? La procura di Palermo indaga sui politici, quella di Firenze e quella di Caltanissetta no, quindi hanno ragione quelle di Caltanissetta e Firenze. Cosa c'entra un'indagine che riguarda le stragi con un'indagine che riguarda la trattativa? È ovvio che nell'indagine sulle stragi non ci sono politici indagati, mentre in quella sulla trattativa sì, visto che i politici citati prima non hanno fatto le stragi, ma hanno fatto la trattativa o hanno mentito sulla trattativa. Grasso si rifiuta sia di avocare sia di coordinare, dicendo non ho i poteri per avocare, quindi mi state chiedendo una cosa che non posso fare. Ok? Grasso, non certamente sospettabile di simpatie per i magistrati attualmente impegnati nelle indagini sulla trattativa, visto come li ha trattati quando era procuratore capo a Palermo. Eppure Grasso dice non ho i poteri di avocare. E quanto a coordinare, non c'è nessuna esigenza di coordinare perché l'indagine è già coordinata e fa riferimento a un protocollo siglato un anno fa, aprile 2001, fra le 3 procure e Grasso e ratificato dal CSM, presieduto da Napolitano, di cui è membro il procuratore generale della Cassazione, alla fine di luglio dell'anno scorso, in cui si stabilisce il coordinamento permanente delle indagini delle 3 procure, cioè traduzione in italiano. Grasso dice al procuratore generale e tramite lui al Presidente della Repubblica: ma non ve lo ricordate che l'anno scorso il CSM di cui voi fate parte ha votato il protocollo con cui si coordinano le indagini e adesso tomo cacchio mi venite a chiedere di nuovo di coordinare un'indagine che è già coordinata da un anno con la vostra firma? Allora non era per coordinare l'indagine che c'è stato l'intervento del Presidente della Repubblica e del Procuratore Generale della Cassazione, era per fare un favore a Nicola Mancino, che è un'altra cosa dal coordinamento, è per devitalizzare l'inchiesta sulla trattativa e risparmiare i politici. Ultimo passo e poi mi taccio. Le telefonate di D'Ambrosio finiscono sui giornali. Napolitano dice sono solo spezzoni di intercettazioni, gliele pubblichiamo integrali. Così non sono più spezzoni, non succede niente, non sconfessa D'Ambrosio, non lo fa dimettere, non dice che è vero quello che ha detto D'Ambrosio, non succede nulla. D'Ambrosio sparisce dai radar dei giornali. Perché? Perché c'è la prova che l'ha fatta grossa, non bisogna parlarne. Si scopre che intercettando Mancino i magistrati hanno ascoltato 2 telefonate tra Mancino e Napolitano. Scandalo! Hanno intercettato il Presidente della Repubblica? No, hanno intercettato Mancino. Il Presidente della Repubblica si arrabbia, manda l'Avvocatura dello Stato a chiedere notizie alla Procura di Palermo, la Procura di Palermo dice mi dispiace, è un segreto. Il fascicolo è segreto, non essendo depositate non ti posso dire né se ci sono né se non ci sono, ma se ci fossero non sarebbero comunque penalmente rilevanti, se no le avremmo messe nel fascicolo della chiusura delle indagini. Allora Napolitano dice perché non le avete distrutte? Risposta: perché la legge stabilisce che il PM non può distruggere niente. Le intercettazioni non rilevanti finiscono in un'udienza in Camera di Consiglio davanti a un giudice dove i pubblici ministeri e tutti gli avvocati le possono sentire e decidere se sono rilevanti i PM per l'accusa e i difensori per la difesa. Il PM non può distruggere intercettazioni
perché poi magari si scopre che ne ha distrutta una che serviva a un indagato, il quale dice: ma come? C'erano degli elementi a mio favore, te hai distrutto le carte, io ti invalido il processo perché hai menomato il mio diritto di difesa. È per questo che devono essere a disposizione di tutti. Ma Napolitano dice: non va bene lo stesso, perché io sono il Presidente della Repubblica. Risposta: vabbè, la risposta l'avete capita, mettiamola in termini giuridici. Dove sta scritto che quando c'è la voce del Presidente della Repubblica, il PM, fottendosene del diritto delle difese e del potere del GIP, unico che può distruggere qualcosa, devono bruciarsi la roba nel loro ufficetto? Indicami la legge non c'è. È un mese che aspettiamo che ci dicano in quale legge c'è scritto, e quando indirettamente viene captata la voce del Capo dello Stato sul telefono di un altro, il PM deve mangiarsi la bobina appena lo scopre. Non c'è scritto, non c'è da nessuna parte. Dice: ma il Presidente della Repubblica può essere incriminato soltanto per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Risposta: e sti cazzi, come si dice a Roma. Chi t'ha incriminato per alto tradimento o per attentato alla Costituzione? Fate un caso, un cittadino comune, non so come, ma pare che sia facilissimo, col pretesto di lamentarsi per un PM che gli sta sul cazzo, telefona al Quirinale, chiede di parlare col Presidente della Repubblica e gli dice: sai che c'è? Ho appena ammazzato mio fratello. Clic. Secondo voi che cosa si fa di quell'intercettazione? Uno normale dice: la si usa per incriminare questa persona per l'omicidio del fratello. No, dice il Quirinale, perché dall'altra parte del telefono c'ero io. Si brucia subito tutto. Se è l'unica prova che Tizio ha ammazzato suo fratello, non me ne importa niente, si brucia lo stesso. Perché? Perché dall'altra parte ci sono io. Domanda: in quale legge c'è scritto? Risposta: nessuna. Infatti in questi giorni dicono che è lo spirito della legge. Perché? Perché non c'è scritto. E dato che non c'è scritto, i magistrati hanno seguito la legge. Sapete quando avrebbero commesso un reato? Se avessero fatto ciò che gli chiede di fare Napolitano, cioè se avessero distrutto telefonate prima che le difese le potessero sentire e prima che il GIP potesse decidere se distruggerle o no. Per avere obbedito alla legge vigente, la Procura di Palermo viene trascinata, caso unico nella storia repubblicana e anche monarchica, davanti alla Corte Costituzionale con un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, in cui il Capo dello Stato scrive che la Procura di Palermo ha violato le prerogative della Presidenza della Repubblica. Non gli interessa il contenuto delle telefonate, gli interessa difendere le funzioni e le prerogative per poterle trasmettere intatte al suo successore, come insegna Luigi Einaudi, che naturalmente è morto e non può dissociarsi. Si può solo rotolare nella tomba. Cioè accusa la Procura di Palermo, che ha appena chiuso le indagini sulla trattativa Stato-mafia, che accelerò la morte di Borsellino e degli uomini della sua scorta, di una specie di atto eversivo, di una specie di colpo di Stato. Questo è quello che c'è scritto, e dice che non gli importa il contenuto. E se non ti importa il contenuto, allora chiedi che vengano pubblicate, così sappiamo quello che hai detto a Mancino, ci tranquillizziamo, tu esci dal vicolo cieco in cui ti sei cacciato, fai anche bella figura, se effettivamente in quelle telefonate fai bella figura, se non la fai peggio per te. Prossima volta, se ti chiama uno per dire che gli stanno sul cazzo i magistrati, gli metti giù il telefono, come avrebbe fatto Einaudi, probabilmente.
Purtroppo, o per fortuna, il diavolo ancora una volta fa le pentole ma non i coperchi. Per cui mentre tutti i giornali d'Italia, tranne uno, e tutti i telegiornali d'Italia, tranne zero, dicono che ha ragione il Presidente della Repubblica, Repubblica, il quotidiano Repubblica, dà una notizia, secondo me, sconvolgente. La classica notizia che fa cascare l'asino. Nell'indagine sulla cricca della Protezione Civile, aperta a Firenze nel 2009, all'indomani del terremoto dell'Aquila, i magistrati intercettano Bertolaso. E chi ti beccano al telefono con Bertolaso? Napolitano. Napolitano per parlare dei terremotati, di com'è la situazione e per organizzare l'arrivo di Napolitano ai funerali delle 300 vittime. Napolitano fa un figurone, perché? Perché si preoccupa giustamente delle vittime del terremoto. Sono 3 anni che Napolitano sa di essere stato intercettato sul telefono di Bertolaso. Perché? Perché lo sanno tutti. Se hai parlato con Bertolaso nei giorni in cui Bertolaso era intercettato, è matematico che hanno beccato anche te. Perché non si è messo a strillare che l'avevano intercettato indirettamente? Perché non ha mandato l'Avvocatura dello Stato? Perché non ha chiesto alla Corte Costituzionale il conflitto di attribuzioni con le procure di Firenze e ora di Perugia, che sta facendo quel processo? Perché noi delle telefonate di Napolitano con Mancino non sappiamo niente, se non che esistono, mentre di quelle tra Bertolaso e Napolitano sappiamo o possiamo sapere tutto, perché sono state depositate a disposizione delle parti, degli avvocati, che sono decine, nel processo che è già in corso a Perugia. Cioè ci sono, tutti le possono sentire, vedere, prendere, ascoltare, e Napolitano da 3 anni non fa il conflitto di attribuzioni. Ma i casi sono 2. Se vuole difendere le prerogative presidenziali, che sarebbero violate dal fatto che i magistrati di Palermo lo hanno indirettamente ascoltato, senza mangiarsi subito il nastro, e ancora oggi non distruggono quel nastro, ma vogliono addirittura portarlo davanti a un GIP e farlo sentire agli avvocati, così poi finisce sui giornali, a maggior ragione avrebbe dovuto fare il conflitto di attribuzioni contro Firenze e Perugia, che le telefonate le hanno addirittura già date agli avvocati, messe negli atti del processo a disposizione di tutti, per cui prima o poi qualcuno le leggerà e le pubblicherà. Se è la prerogativa presidenziale teorica della Presidenza della Repubblica che lui vuole difendere, tutelare integra e trasmettere al suo successore, come dice Einaudi, se non fa quel conflitto anche nei confronti della Procura di Firenze e di Perugia, allora ci viene il dubbio che non voglia difendere le prerogative astratte della Presidenza del Consiglio, ma che abbia paura che venga fuori il contenuto delle sue telefonate con Mancino e che quel contenuto possa confermare quello che già D'Ambrosio ha detto che il Presidente gli ha detto.